Eccoci, abbiamo intitolato con Don Salvatore Bucolo questa nostra trasmissione con un titolo particolare, Oltre le grate. Le grate ci fanno pensare a qualcosa che sta al di là, come qualcosa che ci separa da qualcos'altro, no? Ne parleremo con Suor Chiara Scandura, con Suor Cristiana Scandura, che è la priora del monastero di Santa Chiara di Biancavilla, quindi una suora di clausura. Accanto a lei vediamo Suor Maria Chiara Bellomo, che è una professa di voti temporanee. Grazie per essere qui. Fra pochissimo cercheremo di capire cosa vogliamo intendere con Oltre le grate. Vi racconteremo la straordinaria esperienza di Suor Cristiana. Intanto iniziamo con un video che ci introduce all'argomento. La vera prigione è fuori. Dio è la via, la verità e la vita. Più ci avviciniamo a Cristo, più Lui ci rende liberi. Suor Cristiana, sei in monastero da quanti anni? Da ben 37 anni, Hai iniziato, che mi sembrano pochi giorni. Giovanissima hai deciso di farti suora e per giunta suora di clausura. Sì, sono entrata in monastero all'età di 20 anni. E quindi... Fino all'età di 18 anni così ho frequentato le Salesiane, anche perché abitavo di fronte all'istituto delle Salesiane di Biancavilla, quindi ho frequentato lì la scuola materna, l'oratorio, poi sono diventata animatrice di oratorio e nel corso di questi anni mi chiedevo, mi andavo chiedendo chissà che cosa il Signore vuole per me, chissà qual è il mio posto nella Chiesa. Però, diciamo, erano domande che mi ponevo in maniera un po' superficiale e poi continuavo la vita di sempre, cioè frequentavo la parrocchia, studiavo, avevo parecchie amicizie. Una vita felice apparentemente, però mi mancava qualcosa. Avevo come un'insoddisfazione interiore, come se sentissi forte il desiderio di fare della mia vita qualcosa di straordinario, come dice San Giovanni Paolo II, fare un capolavoro della mia vita. Fino a 18 anni comunque scorreva la vita così in maniera piuttosto serena. All'età di 18 anni il Signore ha permesso nella mia vita un evento che mi ha fatto interrogare in maniera più profonda, e cioè la notte di Pasqua il Signore ha chiamato a sé mia madre con un edema polmonare nell'arco di 10 minuti è andata in cielo, e quindi questo fatto mi ha portato a toccare con mano come la vita è molto breve, che sfugge di mano. E quindi mi chiedevo, ma che cos'è la cosa che io desidero più profondamente? Cosa voglio veramente? E, interrogandomi così molto profondamente, ho capito che il mio desiderio più profondo è quello di conoscere Dio. Non si tratta di una conoscenza intellettuale. Sappiamo che Dio è amore, di conoscere Dio per me è diventare come Lui, amore, ed è questo che desidero più di tutto nella mia vita, essere un raggio del sole che è Gesù Cristo per me. Dopo la morte di mia mamma, anche mio padre ha avuto un infarto, poi ha avuto un tumore e dopo 2 anni anche lui è andato in cielo. E quest'altro fatto ancora di più mi portava a sperimentare come la vita è breve. In questo periodo di travaglio mi ricordo che uscivo magari per andare a passeggiare, appena vedevo una chiesa lasciavo le amiche ed entravo in chiesa per trascorrere talvolta delle ore davanti al tabernacolo e al crocifisso, chiedendo a Gesù che cosa volesse dirmi con questa storia che stava facendo con me. Ed è come se piano piano mi sono cadute delle bende dagli occhi, cioè era come se fino a quel momento avevo conosciuto il Signore solo per sentito dire, mentre attraverso questi fatti della storia
ho fatto un'esperienza profonda dell'amore di Dio. Ho cominciato a vedere come il filo rosso dell'amore di Dio attraversava tutta la mia vita, tutta la mia storia. Sperimentando un amore così grande, io mi chiedevo: ma come posso ricambiare a tanto amore? E mi ricordo che in questo periodo ho partecipato quasi per caso ad un incontro vocazionale in parrocchia e il sacerdote mi diede un biglietto con una frase del Vangelo: se vuoi essere perfetto, vendi tutto, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Questa parola non mi ha lasciato più in pace, mi risuonava dentro di giorno, di notte e non sapevo ancora concretamente come metterla in pratica. Fino a quando Però hai pregavo. deciso di entrare in Sì, monastero. E sì. lì è iniziata la tua vita di suora, di clausura, ma questo amore al quale tu hai corrisposto con tanto altro amore non poteva rimanere chiuso e quindi abbiamo intitolato questa trasmissione Oltre le grate perché c'è un amore che raggiunge anche altri, non solo nella preghiera, ma ad un certo punto hai iniziato ad occuparti delle persone che stanno dentro, che hanno delle grate, che non sono quelle di un monastero, ma sono quelle del carcere. E lì è iniziato un altro percorso. Dei detenuti hanno trovato in te un modo per, come dire, per trovare anche speranza, per trovare, molti si sono anche convertiti nel parlare con una suora che prestava loro attenzione e parlava loro di Dio, di Gesù, della fede. Sì, questo nuovo percorso, diciamo così, io lo definisco come una vocazione nella vocazione iniziata nel 2019 durante un momento di preghiera personale. Ho sentito molto forte l'intuizione, il desiderio, l'ispirazione di annunciare l'amore, la tenerezza e la misericordia di Dio ai fratelli carcerati, perché mi sento particolarmente sorella e in qualche modo madre anche di questi fratelli e sorelle che hanno commesso degli errori per il fatto che entrambi viviamo dietro le grate, chiaramente per motivi alquanto diversi, o per una scelta d'amore, loro per in conseguenza a degli errori che hanno commesso nella vita. E così ho cominciato a scrivere ogni 2 mesi, mandando delle lettere nelle quali annunciavo con semplicità di parola quella che è la mia fede, appunto la mia esperienza della misericordia di Dio a queste persone. Ho cominciato con il carcere di Piazza Lanza, ma nel giro di pochissimi giorni questa iniziativa ha raggiunto poi tutte le carceri prima della Sicilia e poi dell'Italia. Ed è solo comunque un approccio questo, perché poi i detenuti o le detenute leggono queste lettere, queste riflessioni che i cappellani mettono a loro disposizione e poi scrivono e a loro risponde in maniera personale. Padre Ho Bucolo, chiesto, sì, ho chiesto una... anche la benedizione a Papa Francesco, con lui ho avuto una fitta corrispondenza, devo dire. Mi hanno sempre risposto dal Vaticano a nome suo, ma una volta mi ha risposto proprio lui personalmente in una lettera autografa che conservo come una reliquia. Certo, Padre Bucolo, è una bellissima esperienza quella di Suor Cristiana, una vocazione nella vocazione, lei giustamente dice, perché raggiungere chi in quel momento sta Esatto. in un carcere perché ha commesso degli errori, ecco, avere questa attenzione da parte di una suora che non li giudica, non li condanna, li riconosce come persone, è un passaggio molto importante, Esatto, credo che esatto. sia utile davvero. Ed è straordinario come le grate, e qui è bellissimo perché le grate del carcere, le grate del convento, quindi ciò che fisicamente rappresenta di fatto una separazione, un chiudere, in realtà queste grate diventano un'apertura, un collegamento fra due realtà. Quindi vediamo come incredibilmente coloro che di fatto mai possono andare a trovare i carcerati, perché chiaramente sono
in clausura di fatto raggiungono ancora di più e quindi si vede qui la potenza della parola, la potenza sicuramente di Cristo, la potenza della vicinanza, la potenza dell'ascolto e questo dà speranza. Quindi significa che lo Spirito Santo in questo è creativo, cioè si serve delle vie più pazzesche, più assurde per far sì che lui arriva e probabilmente, e qui vedo anche una comunanza, no? Cioè il fatto che un carcerato chiuso in un posto si sente raggiunto da donne che sono chiuse per amore di Cristo, quindi in qualche modo vivono una stessa condizione di chiusura o di clausura, questo probabilmente ha aiutato a far sentire la vicinanza. E che tra l'altro anche, ed è bello anche dire questo, da questa esperienza è nato anche un musical, Oltre le Grate, che diventa anche occasione di evangelizzazione ed è arrivato in diversi posti e questo musical addirittura è stato portato anche proprio nei carceri, no? In cui questa esperienza diventa anche esperienza accomunata a tutti. Qual è, Suor Cristiana, la storia di un detenuto che l'ha colpita di più? Se ci sono delle frasi, qualcosa, una storia che l'ha segnata, che ti ha segnata di più? È la storia di un carcerato che è ergastolano. Lui mi scrive, io lo considero come un fratello, ma anche le sorelle della mia fraternità, perché è una persona eccezionale che ha aperto il cuore alla grazia di Dio e davvero ha avuto una conversione molto profonda. E lui voleva venire fuori dalla mafia, però aveva paura di perdere la vita. Il momento che l'hanno messo in carcere, paradossalmente per lui è diventato il momento della libertà, perché ha cominciato un cammino di apertura alla grazia di Cristo, di riconoscimento dei propri errori e dal modo in cui scrive sembra un sacerdote, cioè una persona che prega, che scrive delle icone, che rinuncia anche alle ore di libertà per dedicarsi appunto alla scrittura delle icone che viene vissuta come preghiera. A noi cioè, dà tanto buon esempio, perché la cosa è reciproca, insomma l'arricchimento è reciproco, non è a senso unico. Anche perché nessuno coincide con quello che ha fatto. Ci sono degli errori che vengono commessi, ma l'errore non può essere identificato con la persona. La persona Sì, ha una sua evoluzione. E soprattutto dà la possibilità, perché in realtà è chiaro, chi è di clausura vive liberamente questa vocazione. Tramite questo canale fa sì che coloro che sono in carcere possono vivere da persone libere, e questa è la cosa. Non vi faccio uscire dalle grate, siete in carcere, ma quella condizione, come diceva, la vivete in modo profondo. Utilizzo un termine forse non forte, forse anche in modo santo, perché no? Perché no? Vivere il carcere, che poi tra l'altro mi piace ricordare, in carcere prigioniero è stato anche nostro Signore Gesù Cristo. Anche Lui ha vissuto questo e l'ha vissuto in modo santo, quindi non c'è, possiamo dire, un luogo, un ambito umano in cui Gesù Cristo non possa non portare la sua liberazione. Suor Cristiana, è così? Sì, sì. Paradossalmente io dico che se io fossi stata fuori, forse avrei potuto visitare 1, 2 carceri, 3. Dalla clausura raggiungo tutte le carceri d'Italia insieme con le mie sorelle. Chiaramente non si tratta semplicemente di mandare delle lettere, di scrivere delle lettere. Alla base c'è la preghiera e l'offerta della vita, di tutto ciò che facciamo per la conversione di questi fratelli, perché possano aprirsi alla grazia di Dio. Sì, appunto.
è una condizione particolarissima, io credo che sia anche una forma di maternità. In Suor Cristiana molti detenuti vedono una sorella, ma forse anche una madre, una donna con la quale poter aprire il loro cuore. Sì, poi ci tengo a dire anche che questa vocazione, nella vocazione come l'ho definita inizialmente, con il passare degli anni ha coinvolto, contagiato anche le sorelle della mia fraternità, per cui possiamo dire che è ormai tutta la comunità che è aperta, diciamo, in questo apostolato. Per esempio, anche accogliendo in monastero, nell'orto, così per opera di giardinaggio, come volontariato, anche dei minori che stanno scontando una sorta di pena in maniera alternativa o che stanno facendo dei periodi di messa alla prova. Anche questo dare fiducia, semplicemente, non è che facciamo catechesi, ma il dare fiducia li rianima, li fa sentire persone amabili, anche se hanno commesso delle cose sbagliate, ma a nessuno può essere tolta la possibilità di una conversione. A nessuno può essere tolta la possibilità di una conversione. Suor Cristiana ci sta raccontando anche di minori che hanno sbagliato e che quindi come pena alternativa hanno quella di svolgere dei lavori socialmente utili, e quindi loro li accolgono. Certamente è un percorso particolare seguito dal Tribunale dei Minori e insomma è tutto un iter speciale, però che ci sia un luogo, un monastero di clausura, a volte si dice ma che ci stanno a fare le suore dentro, non hanno nessuna, come dire, nessun ruolo, nessuna utilità per il mondo. Suor Cristiana ci sta testimoniando invece la potenza non solo della preghiera ma del loro essere suore di clausura. Esatto. E di fatto, come diceva Suor Cristiana, se fossi stata fuori avrei raggiunto 1, 2, 3 carceri. In questo modo, insieme alla mia fraternità, raggiungiamo più carceri. E poi anche una parola chiave, quella della fiducia, perché è chiaro, dare fiducia a chi, uso questo termine, ha dei precedenti penali non è facile, e con loro danno fiducia, perché è chiaro, una persona si riscatta soltanto se gli altri iniziano ad avere fiducia, perché poi il grande problema è avere fiducia in se stessi. Ma come posso avere io fiducia in me stesso se l'altro non ha fiducia in me stesso? In questo credo che loro fanno quest'opera grandiosa, ma come riescono? È perché Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo si fida di noi, si fida di me sacerdote con le mie fragilità, o di una consacrata con le sue fragilità. Quindi vediamo che la fiducia, se è possibile fra noi, perché ha all'origine che Dio si fida di noi e si serve di noi per fare opere grandiose. E quindi vediamo come la fede in questo sponda a 360 gradi. Quindi da solo non puoi fare nulla, ma con Cristo puoi fare tanto, molto, molto. Ci fermiamo per qualche istante e continueremo a parlare con Suor Cristiana. Eccoci, stiamo dialogando con Suor Cristiana Scandura, che è una suora di clausura e la priora del monastero Santa Chiara di Biancavilla. Accanto a lei una sorella, ma ci stiamo concentrando proprio su Suor Cristiana perché lei ci sta raccontando della sua vocazione dentro la vocazione, così la definisce, cioè questo dialogo con i detenuti. Ecco il motivo di questo titolo di trasmissione, Oltre le grate. Non solo quindi rapporti epistolari, ma di tanto in tanto anche dei colloqui online, è così, Suor Cristiana? Sì, sì, anche delle videochiamate o colloqui online sia con singoli detenuti che con gruppi di detenuti, compreso il cappellano, anche educatori, educatrici, talvolta anche il direttore del carcere. E proprio 2 giorni fa mi hanno chiesto una riflessione, un incontro online con i carcerati di alta sicurezza del carcere di Parma. Ed è stato un incontro veramente bellissimo e grazie a Dio, siccome quest'anno ricorre l'8° centenario del transito di San Francesco, ho parlato loro di San Francesco come fratello carcerato,
non solo perché ha vissuto concretamente e fattivamente l'esperienza del carcere durante la guerra tra Assisi e Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era semplicemente Francesco, quindi un uomo come noi, una persona come noi che ha conosciuto anche le sue prigioni interiori, quali la schiavitù della vanagloria, del desiderio di apparire, il desiderio di fama. Era spendaccione, era considerato il re delle feste. E poi il Signore ha operato un cambiamento nella sua vita, non forzando la sua libertà, ma il fatto che Francesco abbia lasciato uno spiraglio aperto alla grazia di Dio. Prima uno spiraglio, poi ha aperto tutto il proprio cuore alla grazia di Dio. Da Francesco è diventato San Francesco, il santo forse più amato del mondo da cristiani e non cristiani. C'è speranza per tutti. Eh sì, ci hai parlato anche dell'ergastolano che si è convertito e che si rivolge a voi come se fosse forse anche meglio di un sacerdote. Hai usato tu queste parole, ma vogliamo leggere qualche frase, qualche, insomma, uno stralcio di lettere che hai ricevuto nel tempo? Sì, sono tante le lettere belle e significative. Leggo solo lo stralcio di una. Carissima Sor Cristiana, mi commuove la tua profonda fiducia nei confronti dell'umanità. La tua è una vocazione colma di affetto e vicinanza, tanto da donare all'altro, come nel mio caso, una pace ineffabile. Tanti sono i doni che l'Altissimo nostro Signore Gesù Cristo mi elargisce nel quotidiano. Tra questi il dono delle tue lettere, della tua vicinanza. Tutto questo mi commuove e al tempo stesso mi rende felice. Sì, perché le tue parole mi fanno sentire più vicino a Dio. Per Ecco. loro ricevere una lettera sono parole che dicono loro stessi, è come ricevere la visita di una persona. Certo. Padre Bucolo, come possiamo commentare? Ecco, Bellissime parole, veramente come quando uno si sente amato, toccato da Dio, perché in questo caso è chiaro che quella lettera di Sor Cristiana, quelle parole Sor Cristiana è uno strumento. sono la visita di Dio e del fatto che Dio ha fiducia nell'umanità, ha sempre fiducia nell'umanità, e questo è importantissimo, no? Cioè Dio non si è mai stancato dell'umanità, del mondo. Penso a questo momento storico in cui siamo un po' tutti provati dalle tante guerre, da questo momento internazionale in cui i popoli non sanno dialogare. Ecco, Dio non si stanca, e il fatto che una suora di clausura, soprattutto a quella umanità più ferita, a quell'umanità reclusa in carcere, ricevere una parola di affetto, di tenerezza, e questa reazione, questa risposta ci porta a dire che Dio sa fare cose nuove, cose pazzesche. Quindi non è vero che non può cambiare nulla, anzi, come può cambiare. Quindi mi piace sottolineare come qui non c'è soltanto la preghiera delle suore di clausura, ma c'è anche l'azione, ma un'azione perché è frutto della preghiera, perché se delle suore riescono a fare questo è perché l'intimità col Signore. E quindi non è vero che delle suore, ma che fai in convento, ti chiudi in convento, non vedi come il mondo, appunto, la potenza della preghiera. Mi piace anche ricordare una cosa che raramente non si dice: la patrona delle missioni è una suora di clausura, Santa Teresa di Gesù Bambino, colei che in realtà non è stata mai in missione, stranamente la patrona e protettrice delle missioni, perché la vera missione è quello di saper raggiungere a tutti contemplando Dio, e questo è potentissimo. E io direi che la speranza è veramente una realtà che raggiunge tutti. Stiamo parlando di persone che stanno in carcere, e Sor Cristiana ha fatto riferimento a un ergastolano, quindi stiamo parlando che si è convertito, uno dei tanti. Sor Cristiana ha fatto cenno anche a persone in carcere di estrema sicurezza, quindi stiamo parlando di 41 bis, di persone che sono macchiate dei delitti di mafia.
come l'ergastolano che appunto era un mafioso e proprio in carcere ha trovato la fede e si è convertito. Quindi, Suor Cristiana, possiamo dire che c'è speranza per ciascun uomo, anche per chi in questo momento si trova in carcere. Ci vogliamo rivolgere in questo momento alle persone che sono in carcere? Dio ha fiducia in ciascuno di noi, ribadisco questo. Dio crede in noi, anche se noi non crediamo talvolta in Lui, Lui crede in noi. E questa è la parola che tu vuoi rivolgere in questo momento alle persone che sono in carcere, che quindi se hanno l'opportunità, la possibilità di seguire questa nostra trasmissione. Don Bucolo. Dio crede in voi ed è questo che porta sicuramente un carcerato, uno che è all'ergastolo, a iniziare a credere in sé. E a credere in sé che la vita è vita ed è un dono prezioso, anche in una situazione in cui la persona rimarrà sempre dietro quelle sbarre, ma la vita è vita. E questo è un messaggio potente di speranza che raggiunge tutti, per cui che il Signore veramente possa dare a questa fraternità di suore questa perseveranza, questa fedeltà e anche questo contagiare un po' le comunità ecclesiali a uscire dalle loro mura e ad andare lì dove tante volte non sempre siamo così vicini. Però, Suor Cristiana, io concluderei anche così: la libertà non è solo quella fisica forse è effimera, perché Suor Cristiana vive quotidiana H24 in un monastero, è una suora di clausura. È vero che ci sono questi contatti epistolari, queste lettere, questi incontri, ma non sono quotidiani. Ecco, la libertà interiore, la libertà che dà Dio è un'altra. Sì, io vorrei concludere anche da parte mia con una frase della Bibbia, della Sacra Scrittura, che amo ripetere non solo ai detenuti, ma a chiunque il Signore pone sul mio cammino, e che ritengo sia la più bella dichiarazione d'amore che possiamo mai udire, anche considerando che è Dio che la pronuncia e la rivolge a ciascuno di noi. E si trova nel libro del profeta Isaia. Dice così: tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti amo. Una frase che dovremmo imprimere nel nostro cuore e ripeterci spesso. Grazie, grazie Suor Cristiana. Salutiamo anche Suor Maria Chiara che ti ha fatto compagnia in questo nostro appuntamento, in questa nostra trasmissione. Grazie, buona preghiera e buon apostolato. E grazie anche a Padre Salvatore Bucolo per questa nostra avventura. Grazie, grazie anche alla regia e alla prossima.